Allora, ritorniamo a viaggiare, eravamo arrivati in Micronesia. Sì. Queste sono isole di che natura? Vulcaniche? Sono isole vulcaniche, sono vulcaniche oramai completamente spenti assolutamente, e hanno avuto modo di vedere tutto il verde che è venuto fuori, perché dalle eruzioni vulcaniche abbiamo il massimo delle fertilità che si verifica dopo. Ad esempio, quando si va alle Galapagos invece sono ancora completamente brulle, perché lì c'è sempre, continuamente, ogni 5-6 anni una nuova eruzione che cambia completamente la morfologia dell'isola. Qui invece fortunatamente adesso oramai è stabile, e qui abbiamo degli scenari unici veramente proprio con delle cose uniche da vedere, cioè un'abbondanza di pesce incredibile. Qui siamo nel Blue Corner, quello che dicevo prima, cioè l'immersione proprio fuori, e vediamo quello che passa. Ecco, che le profondità non sono fondali particolarmente profondi, o sì? Sarebbero profondi, difatti la volta scorsa che l'ho fatto, qui abbiamo il passaggio delle Mante adesso, la volta scorsa che l'ho fatto andavamo molto più profondi, ma ormai tutti i diving oltre i 30 metri non ti portano più, per sicurezza. Ecco, qui vediamo le Mante. È proprio... questa qui quanto questa qui grande è una manta molto grande. Le più grandi sono sempre nel Pacifico, sono a Socorro, l'altra meta che dicevo prima che non mi veniva il nome, Socorro, e quelle di Socorro sono anche da 6 metri, qui siamo sui 3,5 metri, 4 metri, sono grandi anche queste. Sì, quello sì, però ripeto, un viaggio, cioè la manta è sempre per me un grande fascino, proprio veramente grandissimo, cioè quello che vado a vedere, cioè, è bellissimo anche i piccoli particolari che possono sfuggirci, la macrofotografia, la macro ripresa ci fa vedere i gamberetti, ci fa vedere dei particolari che l'occhio umano non riesce a vedere perché sono troppo piccoli. Ingrandendoli così e vedendoli poi si rimane a bocca aperta quello che è la natura, quello che ha creato di colori, che è una cosa veramente veramente bella. Però l'incontro con le mante o con gli squali è sempre un grande fascino, ecco, quello sì, proprio. E poi la manta non ha assolutamente paura, cioè il Manta Point dove si va a fare l'immersione sono i punti in cui ci sono i pesci pulitori che vanno a togliere i parassiti alle mante, per cui bisogna sempre stare attenti a non avvicinarsi, a non disturbarle, perché si perderebbe il punto, loro si sentirebbero disturbate perché sono tutti questi pescetti che gli vanno a mangiare i parassiti, che è una cosa reciproca, il pescetto vive e loro non hanno più i parassiti attaccati, e quindi bisogna stare sempre un attimo a guardarle così da lontano senza avvicinarsi troppo per non disturbarle. I filamenti che ha dietro se sono pericolosi? No, la manta ha un muco leggermente orticante, però consideriamo che non va toccata. Quando una volta ne facevamo di tutti i colori, si andava anche a caccia con le bombole, quindi per dire adesso è cambiato tutto, adesso c'è il rispetto del regno animale, tutto quello che può essere. Ho visto dei filmati in cui c'era il subacqueo in apnea che si attaccava al dorso della manta, dopodiché questo subacqueo qui, perché è stato in un viaggio che abbiamo fatto assieme nell'80 mi pare che sia stato, ha trovato 40 di febbre perché si era quasi completamente ustionato, ecco. Mamma santa. Sì. Una febbre di un giorno, niente di grave, però è questo muco orticante che gli ha creato. Che non bisognerebbe, non vanno toccati assolutamente gli animali, però comunque possono essere un po' dannosi. Sì, no, ricordiamoci sempre, ecco, qui andiamo nei blue hole. Queste qua sono delle spaccature che delle cadute, si parte da 5 metri di profondità e si arriva fino a 40, e qui vediamo com'è proprio la caduta dentro, e poi da di qua c'è il cunicolo che sfocia in mare fuori. E qui è molto bella vedere, sono sempre, direi, tranquille queste cose, perché abbiamo sempre la possibilità di vedere la luce, per cui sappiamo da che parte uscire. Non è un'immersione completamente al buio dove uno può perdersi, magari si spegne la pila e non ne viene più fuori. Difatti vediamo tutti hanno la pila, però vediamo che abbiamo sempre il riferimento di dove andare fuori. Qui è la Patrizia con un Bolitans pterois. Però voi dovete tener conto di chi siete, quindi ognuno deve controllare il proprio compagno, perché può essere... Ecco, questa è la regola, però purtroppo quando si va sotto in gruppo il cane di più padroni muore di fame, cioè nel senso che non c'è più la coppia, perché uno guarda una cosa, uno guarda un'altra, si è tutti vicini ma si è tutti quasi disgregati. Quando ci si muove, allora si vede manca uno, allora si aspetta, si va a cercarlo e via di seguito. Ecco, magari sono sempre io l'ultimo di solito che si attarda per fare le riprese. Forse ormai sanno che... Sì, appunto,
punto, no, ma io non mi preoccupo, magari si preoccupano loro. Qui era l'ingresso proprio, che c'era questo punto completamente dentro nel buio, anche con un cavo d'Arianna per poter ritrovare l'uscita, però a quel punto lì per andare dentro al buio, cioè non c'era granché da vedere, allora siamo tornati, entrati e usciti, ecco, valeva la pena di fare un ingresso, ma dopo abbiamo visto che non ne valeva la pena. In gruppo di quante persone scendete? Noi eravamo in 10, eravamo qua, in 10 persone, sì, quindi 5 coppie e ci si guardava, insomma, per quello sì. Ecco. Però si è sempre in gruppo e ripeto, cioè, quando uno va con un fotografo o con uno che fa riprese, inevitabilmente noi siamo quelli che ritardano il gruppo, perché ci fermiamo, perché facciamo una ripresa, poi pensiamo di farla in un'altra maniera, perché diamo la luce in un'altra maniera, e a quel punto lì gli altri vogliono andare a vedere qualcos'altro, quindi è anche giusto. Poi si vedono molto bene le bolle in lontananza, perché fanno dei bei riflessi, ecco che allora poi so che sono andati in quella direzione, possono essere più su o possono essere più giù, ma li trovo, ecco. La regola è comunque dopo 5 minuti, se non si è trovato il gruppo, bisogna uscire. Questa è la regola. Se ci si è persi, bisogna andare fuori. Però bisogna compensare? Sì, beh, certamente, cioè si esce alla velocità massima è 10 metri al minuto, fare almeno 1 minuto di decompressione, 2 minuti in caso di emergenza, sarebbero 3 il minimo, però se il computer ti dà, questo è un pesce Napoleone, sì, guardate quanto bello è, quando si torna fuori. Però in caso di emergenza riduciamo pure, perché se il computer già ti dice che tu non hai bisogno di fare decompressione, la sosta di sicurezza la fare magari 1 minuto ridotta, perché come esci quello che è su in barca segue tutte le bolle del gruppo, per cui la barca potrebbe essere molto lontana, allora devi avere un palloncino di segnalazione, il fischietto sempre dietro. Io ho collegato un fischietto ad alta pressione alla frusta delle bombole, in maniera tale che quando premo è veramente un suono molto importante, organizzativo, così, quindi no, ma sono già rimasto naufrago una volta, meglio non ripetersi. No, assolutamente. Ecco. Questo è sempre un pesce Napoleone. Questo invece è un pesce pappagallo rinoceronte, vediamo che ha questa protuberanza, e di notte sono molto belli perché si trovano in gruppo, proprio lo stanno in gruppo, e in questo caso è solitario, ma comunque mangiano coralli? E mangiano il corallo, cioè hanno un dente, hanno una bocca molto proprio, eccolo qua, guarda che denti che ha davanti, e proprio rompe il corallo e mangia il polipetto interno del corallo. Ma questi pesci li mangiavate anche? Il pesce l'ho mangiato una volta, il pappagallo, perché ho scoperto, ma si può mangiare qualsiasi pesce, voglio dire, magari non questi qua poveretti, i pesci pagliaccio, no, sono piccoli eccetera, ma qualsiasi pesce è commestibile, però ricordiamoci che i pesci più buoni li abbiamo qua nell'Adriatico come gusto, cioè lì se noi prendiamo una cernia o prendiamo un barracuda si avvicinano tantissimo di gusto, cioè è un pesce, ma se uno viene bendato non riesce a riconoscere, se non dalla forma, che è una cernia o è un barracuda, ecco. Quindi nei pesci si mangia sempre pesce, però ripeto, sia soprattutto le aragoste, ne abbiamo in Croazia, è pieno di aragoste che sono sempre qua nell'Adriatico, oppure gli astici che li troviamo anche qua da noi. Sono veramente molto più saporiti. Come anche gli sgombri, quelli pescati in Atlantico. Esatto. Sì, non è che hanno molto gusto, eccetera. Ah, che bello anche questo. Sì. E questo è sempre un Volitans. Terois, che ripeto, oramai abbiamo visto la pericolosità del Volitans, come vede che siamo vicini, lui alza gli aculei dorsali e li indirizza verso di noi di difesa, ma non è che lui venga ad attaccarci o venga a pungerci e via di seguito, assolutamente. Si tutela, insomma. È solo proprio tranquillamente. Però bisogna avere anche tanto l'occhio allenato per riuscire a cogliere tutti questi... Quello sì. Ecco, qui siamo tornati ancora nel Blue Corner e qui vediamo adesso il passaggio degli squali. Ah, eccoli qua. Sì. Adesso li vediamo un attimo, adesso stanno arrivando, e qui è un punto di corrente, per cui avevamo un cordino con un uncino, attaccavamo il cordino alle maniglie del gav e lo prendevamo su una roccia a terra per star fermi, per non farsi portare via dalla corrente. Ecco qua un grigio che ci passa. E gli squali tranquilli, anche se c'eravate voi? Tranquillissimi proprio. Sono abituati? Sì, direi di sì, cioè incuriositi. Come ci si stacca dal fondo e si va incontro allo squalo per avvicinarlo, lui scappa
immediatamente. Cioè non è che vai incontro e questo qui ti assale, no, proprio bisogna star fermi e allora ti vengono più vicini, ecco, qui lo vediamo proprio bene che passa vicino. Ma e gli squali che ci sono notizie poi nei giornali internazionali che attaccano invece i bagnanti, attaccano i turisti, anche i sub, quelli che allora, squali sono? È molto più facile essere attaccati come bagnanti che come sub, perché come bagnanti il bagnante che nuota ripete delle vibrazioni e dei movimenti che secondo la natura dello squalo sembra che sia un animale ferito. La legge della natura è che il più forte vince sul più debole, per cui se è debole, è ammalato, è ferito, è una preda più facilmente appetibile. Ecco che allora il nuotatore viene interpretato come un animale ammalato, come un pesce ammalato, e lo squalo lo attacca. Un'altra cosa può essere la tavola del surf, che da sotto, questo è il caso dello squalo bianco, interpreta che possa essere una foca, un'autaria, e quindi assale la tavola del surf o il subacqueo che c'è, il bagnante che c'è sopra. Però ripeto, lo squalo bianco sì, indubbiamente è pericoloso, perché ha anche una massa molto grande, pesante, per cui come solo ti urta, perché magari se hai il colpo di fortuna di riuscire a scansarlo è come essere investiti da un camion, quindi ti frattura senz'altro qualcosa, per cui dopo sei veramente alla sua mercé. Ma ripeto, a prescindere dallo squalo bianco non direi che ci sono pericoli assolutamente, ecco, degli squali. Sono molto più pericolosi ad esempio i pesci velenosi, il pesce pietra. Quando si fa la decompressione, che si va in parete, si può trovare questo pesce pietra che appartiene alla famiglia degli scarpenidi, che ha gli aculi, e quelli creano praticamente il blocco della circolazione sanguigna, e quindi c'è mai capitato che qualcuno del gruppo l'avesse toccato? No, punti magari dal pesce volitans sì, però fortunatamente in maniera proprio superficiale, non grave, ecco, quello sì. Ma no, direi che fortunatamente non abbiamo mai avuto incidenti di attacchi. Ecco quello. E attenzione, ripeto, possono succedere, perché non c'è una regola sicura per la quale non bisogna succede. Essere prudenti, sì, infatti, quando si emerge generalmente si cerca sempre di tenersi schiena contro schiena e vedere se c'è qualche squalo, qualcosa che può arrivare. Schiena contro schiena. Sì, perché in quella maniera lo si vede. Ad esempio ho la telecamera, una volta gliel'ho data proprio in bocca, avevo i segni dei denti sull'obiettivo, sì, può succedere. Però... Tranquillo, sì, qualche segnetto di denti. Sì, qui una tridacna gigante, qui era l'immersione nel punto dove c'erano le tridacne giganti. Caspita. E qui c'erano proprio le tridacne, queste qui sono tridacne enormi, veramente enormi, basta vedere, che addirittura il mollusco si è talmente sviluppato che impedisce la chiusura della conchiglia. Sì, proprio. La tridacna quindi ha circa 8 milioni di occhi. Tutto il suo mantello è ricoperto dagli occhi del mollusco. Ma pensa. E quindi può vedere in tutte le direzioni. Difatti uno dice: ma come? Sono andato dietro e si è chiusa, sono andato davanti e si è chiusa, come ha fatto a vedermi qua? No, gli occhi sono ripartiti proprio. Sì, sono ripartiti proprio su tutta la parte del mollusco, ecco, che si sta avvicinando. E si nutre di che cosa? E filtra l'acqua, in questo caso qui il plankton, cioè proprio non è che passa un pesce e lo cattura, no, assolutamente. Anche se di queste dimensioni sì, impressionanti. Esatto, sì. Questo è un pesce balestra che sta costruendo, che ha appena deposto le uova, e difatti vediamo che ci sono gli altri pescetti piccoli che cercano di andarle a mangiare, e lui è lì a protezione che cerca di mandarle via, però oramai è quasi esausto. La protezione, cioè fa un nido con i coralli morti e depone le uova, e dopo sta lì a proteggerle, però viene sempre attaccato dai pescetti più piccoli. Queste qua sono delle anguille che vivono nella sabbia, sono attaccate, come ci si avvicina loro si ritirano dentro nella sabbia. Ma quanto grandi sono realmente? Avranno un diametro di 1 centimetro, sono molto sottili, sì, molto sottili, possono essere lunghe 30-40 centimetri. Ecco. Questo è un pesce foglia che vediamo qui. Ah, un pesce, pensavo su un'alga. Esatto, difatti si mimetizzano molto bene, in questo caso loro si nutrono di piccoli pescetti. Bellissimo, ecco, eccolo qua, adesso qua si riesce a riconoscere. Difatti no, bisogna avere tanto occhio, avere occhio.
ma comunque anche noi ci basiamo molto sull'accompagnatore, perché l'accompagnatore viene giù col laser e ci indica proprio, certe volte mi indicava dei gamberetti talmente piccoli che io facevo la ripresa ma non vedevo quello che riprendevo, e dopo alla fine lo vedevo ingrandito quando riguardavo la ripresa, ecco. Ma la macrofotografia, la macroripresa è veramente, ci fa vedere delle cose che l'occhio umano non vede assolutamente. Quindi vai sulla fiducia e dopo Sì, ti rendi conto di quello che questo hai. Nel caso di piccolissimi particolari, che però alla fine se tu non vedi poi ti trovi che magari l'hai ripreso ed è in un angolino a destra per dire anziché essere al centro. Questo qui è un idrovolante che è dell'ultima guerra, questo qui è affondato lì e siamo andati a fare la ripresa. Ecco, qui eravamo ad esempio a una profondità di 10 metri e che abbiamo fatto proprio una delle ultime immersioni su questo relitto, che è sempre un fascino del relitto, sì. Indubbiamente da vedere. Loro ne hanno parecchi di relitti. Qui è stata una grande guerra, proprio veramente, ci sono state delle grandi battaglie. Qui c'è stata anche la battaglia della laguna di Tracca, dove è stata la più grande sconfitta che gli americani hanno dato ai giapponesi, perché hanno affondato l'intera flotta. Magari è un documentario che ho fatto nel 90 circa, ma posso anche portarlo, vi faccio vedere, sì, lo vediamo assieme. Nella laguna di Tracca, per dire, non era nelle carte nautiche americane. E i giapponesi col servizio di spionaggio sapevano che non c'era, per cui avevano messo tutta la flotta lì. Gli americani erano davanti al Giappone per bloccare i rifornimenti alle truppe avanzate giapponesi, e invece venivano rifornite perché tutto partiva da questa laguna. Un aereo Catilina fuori rotta, che erano gli aerei di avvistamento, comunica che ha visto una flotta sotto, e nessuno ci crede perché in mezzo all'oceano non poteva esserci niente. Gli chiedono di ritornare e di fare un'altra verifica e l'aereo viene abbattuto. Quella è stata la conferma che c'era. E allora da di là è partita la grande battaglia che hanno distrutto proprio completamente la flotta giapponese e tutto quello che ci va dietro, però magari la vedremo questi. Ma si possono toccare questi relitti? Allora, quella la laguna di Tracca adesso penso che si entrerà sempre meno, perché le navi onestamente sono da 70 anni sott'acqua e iniziano a essere pericolose. Quello sì, viene chiesto di lasciare stare tutto, proprio di non toccare niente per rispetto alle persone. Ci sono ancora parecchi resti umani, ci sono ci sono ancora parecchi resti umani, sono stati 300.000 morti in quella battaglia, quindi hanno state affondate proprio veramente navi, sottomarini, aerei, è stato un disastro di 200 navi affondate. Quindi proprio qui è tutto il gruppo che stiamo facendo la foto ricordo sull'aereo. Qui abbiamo un branco di occhioni. Quello che è bello quando vado in acqua lentamente è riuscire a far parte del gruppo del branco dei pesci che mi passano vicini. Perché a questo punto loro sono tranquilli, non si spostano? Inizialmente si allontanano subito, poi avvicinandosi sempre più lentamente, vedendo che non faccio proprio niente, alla fine accettano la mia presenza, ecco che allora... No, deve essere anche emozionante, perché si sembra si entra a far parte di un ecosistema. Queste cosa sono delle... Questi qua sono dei coralli, era un canalone di corallo verde che era bellissimo, veramente una roba incredibile, con tutti questi occhioni che vivono lì. Proprio, ma guardate cos'era questo canalone di corallo, era una roba veramente fantasmagorica, bellissimo, veramente bello. Sì, non si capisce neanche se sono coralli oppure sono pezzi di roccia, molto bello. No, è proprio un corallo madreporico, molto bello, verde, bello. Allora, interrompiamo un attimo per la pubblicità, intanto qua vi state spostando, immagino, poi vedremo e ci vediamo tra poco.